Buongiorno a tutti cari amici, vediamo oggi un trucco incredibile nel gambetto Englund dove un ragazzo italiano, Francesco Bettalli, fortissimo che per molti non ha bisogno di presentazioni, sconfigge con il nero in un Title Tuesday su chess.com un fortissimo maestro internazionale cubano chiamato Gomez Ledo Roberto Carlos, un giocatore che ha fama di essere solidissimo e Francesco non solo non ci perde, ovvero non solo ottiene minimo la patta, ma addirittura ci vince con il nero. Quindi vediamo questo trucco insidiosissimo nel gambetto Englund che si verifica dopo D4 e 5. Devo dire che in realtà questo gambetto non è corretto, è scorretto, è sbagliato, ovvero se si sa come affrontare, il bianco ottiene un vantaggio schiacciante tra il netto e il decisivo. Quindi consiglio a tutti coloro che vogliono studiare la confutazione di questo gambetto di guardare il videocorso Un pedone è un pedone, la confutazione dei gambetti più conosciuti, dove questo gambetto viene demolito, però soprattutto con tempi ridotti, soprattutto anche a tempo lungo, ma soprattutto perché gioca con internet, sapere in anticipo trovare sulla scacchiera la confutazione è difficile anche per giocatori fortissimi come Roberto Carlos Gomez Ledo. Ok, D per E5, il bianco accetta un pedone, cavallo C6, gioca il nostro Francesco, cavallo F3, donna E7, il nero vuole immediatamente recuperare il pedone in E5. A questo punto il bianco difende il pedone, mossa logica, allorché avviene uno scacco in B4 con attacco sull'alfiere sul pedone in B2. A questo punto il bianco, visto che ha l'alfiere in presa, non può sviluppare il cavallo perché perderebbe l'alfiere con perdite di materiale troppo grandi. Il bianco torna quindi indietro con l'alfiere, giocando alfiere di 2. E il nero prende il... devo dire anche che giocare donna di 2, che difende l'alfiere, non è granché perché il nero vincerebbe con donna per B2, attaccando la torre. Il bianco perde, non ha su donna C3 che difende la torre, la donna verrebbe inchiodata con vantaggio decisivo del nero. Quindi il bianco gioca alfiere di 2 e il nero gioca donna per B2. Il nero ha recuperato il materiale, attacca la torre e sta minacciando E5. Ecco, il punto è che questa posizione è ancora buona per il bianco. Anche qui il bianco, pur avendo magari dei seguiti più facili in precedenza, anche qui il bianco potrebbe recuperare, potrebbe stare bene, ma il bianco gioca l'errore decisivo, che è una mossa apparentemente naturale, che è alfiere C3. Alfiere C3 è un errore che sembra una mossa fortissima, perché occlude la grande diagonale, quindi la donna in B2 smette di attaccare E5, la donna smette di attaccare la torre, attacca la donna nera che teoricamente dovrebbe perdere un altro tempo, quindi sembra che tutto funzioni a meraviglia per il bianco. In realtà no, in realtà adesso il nero ottiene un vantaggio decisivo. La mossa è alfiere B4, 2 punti esclamativi, quindi questo alfiere svolgeva un ruolo importante ma viene inchiodato, l'alfiere non può muoversi dalla diagonale A5 e 1 perché ci sta dietro il re in E1 e l'inchiodatura dell'alfiere in C3 è un'inchiodatura assoluta. Ora il bianco ha partita persa. Cosa succede se il bianco giocasse donna di 2 per provare a sostenere l'alfiere? Il bianco perderebbe in vari modi, per esempio, ma il modo più efficace di giocare per il nero, si potrebbe giocare donna per A1 con guadagno di qualità, perché su alfiere per A1 c'è alfiere per D2, ma ancora meglio è alfiere per C3 punto esclamativo. Ora il punto è che con donna per C3 il bianco sembra aver difeso tutto, ma si dimentica un piccolo dettaglio. Donna C1 matto. Questa è la base del trucco del nero. Ora il bianco ha perso, il re è intrappolato, matto in sole 8 mosse, donna C1 matto, 2 punti esclamativi. Il bianco potrebbe prendere di cavallo in C3, ma se il bianco prende di cavallo cade non la qualità bensì la torre intera, con vantaggio decisivo del nero che con la torre in più vincerà la partita. Quindi torniamo indietro. D4 e 5, gambetto Englund, obiettivamente scorretto ma interessante in una partita. E D per E5, allo C6, cavallo F3, donna E7, alfiere F4, donna B4.
alfiere D2, donna per B2, ecco alfiere C3, errore decisivo, alfiere B4. A questo punto il bianco prende in B4 e ora questa è l'ultima speranza del bianco, perché il bianco può pensare, ok, dopo alfiere per B4 l'alfiere viene deviato, è vero che il nero prende la qualità, il nero ha la qualità in più, ma ora giochiamo alfiere C3, non so, donna per A2, poi ci sviluppiamo, giochiamo E3, cavallo D2 magari in un futuro, e il bianco potrebbe pensare, va bene, magari giocando cavallo D2, alfiere D3, potremmo resistere. Il nero dovrebbe avere partita vinta, però con la coppia degli alfieri, il centro, il bianco potrebbe dare un pochino di filo da torcere al nero, cioè il nero dovrebbe essere ancora preciso, ma c'è un piccolo particolare. Dopo alfiere per B4, il nero gioca 2 punti esclamativi, cavallo per B4. Quindi il nero non fa altro che mantenere lo status quo, il materiale è ancora pari ma continua ad essere minacciata la torre in A1 e in più tale minaccia si intensifica per via del doppio in C2, che è tutto imparabile. Ora come difendere la torre se si sposta il cavallo? Donna per A1, cavallo per C2, attacco doppio, re di 1, cavallo per A1, è caduta la qualità, il pedone in C2, il nero ha qualità e pedone in più, siamo in finale, il bianco non ha la coppia degli alfieri, 3 punti di vantaggio materiale del bianco e una partita vinta. Una partita, cioè volevo dire, di vantaggio materiale per il nero, scusatemi, il bianco ha completamente perso qua. Quindi, in questa partita, bianco gioca cavallo A3 con l'idea di difendere perlomeno il pedone in C2, ma dopo donna per A3, tale cavallo è in presa, ricordiamoci, il vantaggio di un pezzo a volte è meglio di un vantaggio, del vantaggio della qualità. Ora la partita è completamente vinta per il nero, un pezzo in più gli garantisce la vittoria. Il nero gioca donna D2, il bianco gioca donna D2, ora il nero potrebbe continuare a svilupparsi, cavallo E7, arrocco, tira fuori l'alfiere in fianchetto, in D6, il nero dovrebbe vincere, ma il nero continua a insistere con mosse precise, donna B2. Il punto è che il bianco non ha nemmeno molti pezzi sviluppati, quindi il nero continua a creare minacce su minacce. Torre C1, cavallo per A2, la torre viene attaccata, la torre si muove di nuovo, cavallo C3, non si lascia scampo alla torre del bianco. Ora andava bene anche donna C3 cambiando le torri e poi il nero si sviluppa e vince. Ok, cavallo C3 comunque va bene, non ci sono grandi caselle per la torre, ormai la partita del bianco è completamente persa, il bianco prova donna D4, inchiodando questo cavallo per finta, ma purtroppo segue cavallo per D1 difendendo la donna. Il punto è che se si cattura in D1, ok, il nero adesso ha la torre in più e vince, poi spingerà il pedone A come in partita fino a donna vincendo, però ok, diciamo che in questa posizione, che su donna per B2, cavallo per B2 ancora c'è la torre in più, c'è vantaggio completamente decisivo, anzi torre e pezzo in più. Quindi il bianco prende in D1, ora come dicevo sì, ci si poteva sviluppare, il nero ha dato prima uno scacco, perché su donna D2 si cambiano le donne, e su cavallo D2 il nero inizia a spingere i pedoni. Si poteva giocare anche cavallo E7, arroccare con partita facilmente vinta, ma perché non avvicinare il pedone alla promozione? È vero che il nero non si sta sviluppando, ma il bianco non ha pezzi in attacco, quindi il nero vince. Il bianco prova a svilupparsi col fianchetto A4, fiere G2 A3, e il bianco abbandona, il pedone è prossimo alla promozione, sorogo corto A2, che il cavallo B3 per ora evita, rallenta l'inevitabile, ma dopo donna per E5, poi cavallo F6, arrocco, il nero posizione stravinta, un pedone che sta per promuovere la torre in più, e il fortissimo giocatore da bianco, Roberto Carlos, è costretto ad abbandonare. Quindi qua, complimenti comunque a Francesco, abbiamo visto un trucco importante del gambetto Englund. Abbiamo visto che alfiere C3 perde, alfiere B4, è molto importante avere un repertorio contro questi corsi e studiare le confutazioni di questi gambetti che molti giocatori amatori possono giocare sul chess, su chess.com, anche in tornei dal vivo. Beh, è bello castigarli, no? Si fanno queste sciocchezze. Non dobbiamo perdere così, dobbiamo tenere un vantaggio schiacciante fin dall'apertura che non potranno più recuperare.